Sono le 15, benvenuti, siamo in diretta dai nostri studi, benvenuti con questo nuovo appuntamento di salute e prevenzione. Oggi parleremo di un disturbo abbastanza frequente, abbastanza comune, e mi riferisco alla calcolosi renale. Allora, pensate che insomma, la presenza di calcoli è uno dei disturbi delle vie urinarie, come dicevo, più comune, uniti anche alle coliche. Sono tra i disturbi anche più dolorosi, che da millenni affliggono l'essere umano. Allora, oggi ne parliamo con i nostri professionisti. Intanto saluto il dottor Michele Di Dio, urologo, dirigente medico presso l'azienda ospedaliera di Cosenza. Grazie dottor Di Dio per aver accettato il nostro invito. Grazie. E saluto il dottor Daniele Basta, lui è un nutrizionista. E con lui parleremo, vedremo l'approccio con un paziente, quindi per quanto riguarda la dieta, perché anche qui insomma la cosa occupa un piccolo capitolo a sé. Ricordo ancora, amici da casa, che potete intervenire se aveste voglia di porre qualche domanda componendo il numero 0984 841720. Ogni tanto la regia, io non ho il monitor, ho solo un monitor interno, però regia, mi raccomando, ecco il numerino in sovraimpressione, in modo tale da dare la possibilità ai nostri amici da casa di poter intervenire. Bene, bene, bene. Allora, dicevamo da millenni, no? Questa è una cosa veramente... Hanno trovato presenza di calcoli in una mummia, quindi pensate, insomma, da sempre, da sempre, da sempre. Allora, dottor Di Dio, ogni anno questo disturbo viene diagnosticato veramente a milioni di persone. Vogliamo iniziare col dire che cos'è la calcolosi renale? Ecco, di cosa si tratta? E allora, di fatto, la calcolosi renale, anche la calcolosi urinaria, fondamentalmente è la vera e propria formazione di pietre all'interno delle vie urinarie. Infatti, l'itiasi ovviamente proviene proprio dalla pietra, no? E il motivo, se vogliamo esprimerlo in maniera piuttosto pratica, è legato in genere... Ovviamente i meccanismi sono molto più complessi, se volete ne parliamo, però di base è legata alla sovrassaturazione dell'urina da parte di alcuni soluti, che possono, in genere sono il calcio prevalentemente, insieme agli ossalati, piuttosto che all'acido urico, piuttosto che ai fosfati. Poi ci sono alcune particolari tipologie, tipo quella della cistinuria, piuttosto che quelle legate alla struvite, cioè da infezioni. Ma quello che complessivamente determina la calcolosi, per fare un esempio pratico, è questo. Se noi abbiamo un bicchiere d'acqua e vogliamo disciogliere un cucchiaino di sale, ovviamente questo sale si discioglie e si riesce tranquillamente a non vederlo. Se invece di un cucchiaino mettiamo 3 cucchiaini di sale, ad un certo punto la soluzione si sovrassatura e quel soluto precipita. Per cui la stessa cosa avviene nelle vie urinarie quando vengono eliminati o troppi soluti, oppure il solvente, cioè l'acqua, nella fattispecie l'urina, è troppo concentrata al punto tale da far precipitare diciamo, queste sostanze, che poi si aggregano a formare inizialmente dei cristalli che man mano si compattano per diventare delle vere e proprie pietre. Quindi diciamo che in situazioni di normalità dovrebbe andare tutto per il verso giusto. Poi ci sono alcuni soggetti, magari che in alcuni soggetti questo meccanismo per dei motivi particolari non si inceppa, diciamo così, e insomma si formano questi cristalli, no? Esattamente. Ecco. Bene, sono stata brava? Ho capito bene? Ok. È chiaro che questo, diciamo, è un discorso di tipo generale che ho fatto. Se poi andiamo ad analizzare le specifiche, è chiaro che la calcolosi pone le basi su una serie di elementi. Intanto c'è un problema di carattere genetico, spesso. Quindi la familiarità anche? C'è anche una familiarità, perché c'è una tara, tra virgolette, renale nella eliminazione e nel riassorbimento di alcuni di questi soluti, piuttosto che danni renali specifici, piuttosto che anomalie strutturali
tipo malformazioni d'organo, per cui si creano degli episodi, degli eventi di ristagno urinario all'interno delle vie escretrici, che ovviamente aumenta la possibilità di precipitazione di queste sostanze, nonché ovviamente condizioni di carattere metabolico e anche legata ad esempio al mancato carico idrico piuttosto che all'eccessiva sudorazione. Ad esempio i climi caldi come il nostro sono quelli in cui la calcolosi è endemica, perché materialmente si è più predisposti, soprattutto chi non ha un buon introito idrico. La sudorazione, il tipo di alimentazione determina poi un aumento del rischio di calcolosi. Certo. E poi è interessante anche quello a cui faceva accenno poco fa, cioè le infezioni urinarie magari non curate o sottovalutate, no? Che possono poi eventualmente causare altro tipo di calcoli. Allora, quindi è chiaro che la maggior parte dei calcoli che noi sentiamo dire sono, mi pare circa per l'80%, mi corregga se sbaglio, sono di ossalato di calcio, vero? Di ossalato di calcio. L'ossalato è quello prevalente, effettivamente. Poi in seconda istanza abbiamo l'acido urico, le varie combinazioni di questi, perché ci sono anche calcoli di triplo-fosfato, ammoniaco, per cui ci sono un po' tutti gli elementi, e ripeto, queste come calcolosi più di tipo metabolico o anche legate a patologie disendocrine, come ad esempio problemi di paratormone per l'eccessiva mobilizzazione di calcio, e poi ci sono quelle, come dicevo, di carattere soprattutto genetico, tipo la cistinuria, in cui viene eliminato un amminoacido in eccesso, che poi questo purtroppo è una delle peggiori calcolosi, perché è una calcolosi che condanna, diciamo, chi ne è affetto ad un trattamento a vita di questi calcoli, perché si formano sempre costantemente. Sono molto duri, sono molto resistenti, hanno bisogno di una serie di trattamenti. Purtroppo per fortuna però rappresentano una nicchia. Ecco, proprio una nicchia. Quelli più frequenti sono, come ho detto prima, l'ossalato di calcio, quello di acido urico che diciamo a noi piace un po' di più perché è più gestibile, spesso si riesce anche a trattarli senza procedure chirurgiche, perché è una calcolosi che si forma in genere in un ambiente acido, per cui è necessaria l'alcalinizzazione delle urine, per cui l'alcalinizzazione farmacologica e ovviamente il venir meno, cercare di mettere il paziente nelle condizioni di produrre meno acido urico, aiutano a poter creare una lisi di questi calcoli che sono un po' più, ripeto, trattabili da un punto di vista medico semplicemente con delle pillole spesso, o comunque anche quando fosse necessario trattarli da un punto di vista chirurgico. Sono calcoli che ben si prestano, diciamo, sia al bombardamento esterno, alle tecniche di cui che magari poi vedremo tra un po'. Parliamo dopo. Sono più colpiti gli uomini o le donne da questo problema? Sono più colpiti gli uomini. Sono più colpiti gli uomini. Il motivo specifico non è che si conosca più di tanto. È chiaro che in genere si potrebbe correlarla al fatto che magari l'uomo è più incline ad avere un'alimentazione più ricca di proteine animali, piuttosto che qualcuno magari si approccia un po' più agli alcolici. Ovviamente l'uomo ha una maggiore massa muscolare, per cui già di per sé questo aumenta anche il fascia d'età? La fascia d'età, diciamo, quelli più colpiti sono dai 35 ai 45 anni. Ovviamente la calcolosi è di tutte le età, purtroppo anche pediatrica, però oltre una certa soglia, diciamo, se non si è mai entrati nel circolo vizioso della calcolosi, se non c'è stata una calcolosi nella storia, è difficile trovare un esordio in un settantenne di calcolosi per chi non è mai, tranne che non subentrino patologie specifiche. Insomma. Certo. Poi ci sono i calcoletti piccolini, magari che sono anche silenti, che non danno fastidio, che magari vengono espulsi così e la persona neanche se ne accorge, vero? Come no? Questa è la cosiddetta, quella che volgarmente si chiama renella, che sarebbero i cristalli, no? Che in genere
un calcolo diciamo che non dia completamente sintomi è un calcolo veramente subcentimetrico, ma abbondantemente subcentimetrico. In genere un paio di millimetri si possono eliminare, però già quando cominciamo a parlare di 3-4 millimetri, quantomeno la colichetta ovviamente si ha, perché il calibro dell'uretere medio. Qual è stato il calcolo più grosso che nella sua carriera ha visto? Quanto misurava? L'intera cavità renale, la cosiddetta calcolosi coralliforme a stampo della via escretrice. Purtroppo esistono ancora pazienti che non si controllano mai e che hanno un esordio con questo tipo perché la calcolosi può interessare tutto il rene, proprio purtroppo non ho delle immagini, avrei dovuto portarle perché ho anche qualche calcolo proprio fisicamente estratto di questo tipo, ed è veramente particolare da vedere perché è esattamente allo stampo del vuoto della via escretrice. Ci sono calcoli anche enormi. Enormi, sì. Allora, le volevo chiedere, molte volte, insomma, spesso diciamo questi calcoletti possono essere espulsi anche, insomma, anche più grandicelli, no? Di pochi millimetri, eccetera. Esiste anche la possibilità, attraverso un trattamento farmacologico, la possibilità di aiutare l'espulsione del calcolo? C'è questa possibilità? O dobbiamo così soltanto puntare sulla cosa fortuita, no? Sul caso che ci ha aiutato? No, e allora esiste intanto, diciamo che l'apparato urinario di per sé in qualche maniera nasce anche con la possibilità propulsiva per eliminare i calcoli. Ovviamente il movimento stesso delle vie urinarie esiste perché esiste la cosiddetta peristalsi delle vie urinarie, cioè l'urina stessa, per essere veicolata verso la vescica attraverso un piccolo tubicino che si chiama uretere, ovviamente è dotata di una componente muscolare che si pone fondamentalmente su due strati, okay? Uno longitudinale e uno circolare, per cui esistono dei movimenti simili a quelli che ci sono nell'intestino. E questa è la peristalsi. Brava, la peristalsi, per cui questo intanto è quello che in genere riesce ad eliminare i calcoli quando sono medio-piccoli. In alternativa, quando cominciano ad essere più grossi e diciamo non si è proprio nelle condizioni di dover per forza rimuoverlo chirurgicamente, c'è la cosiddetta dilatazione delle vie urinarie, ovvero la idronefrosi quando si tratta del solo rene, o la uretero-idronefrosi quando si tratta anche dell'uretere, per cui funziona come una sorta di meccanismo a scatto, per cui il calcolo tappa la via escretrice, il rene continua a produrre urina e si dilata a monte del calcolo, per cui ad un certo punto questo calcolo, ripeto, quando non è enorme, fa uno scatto in discesa e man mano così verrà veicolato verso la vescica fino ad essere eliminato. In questo purtroppo ci sono dei restringimenti naturali delle vie urinarie che diciamo sono fondamentalmente tre, ma non è così schematico, che sono uno proprio all'aggiunzione, se volete cerco un attimo. Allora, siccome il dottor Di Dio è anche molto bravo a disegnare, no? Quindi pochi minuti prima che noi andassimo in onda, lui si è fatto questi suoi disegnini belli, devo dire, così a mano libera, che però insomma sono delle slide fatte al momento, sì. Delle slide molto casalinghe, casarecce, vediamole. Allora, adesso Michele, il nostro camera, non ce l'è. Improvvisata al momento, non so se si riesce a vedere, forse siamo, ecco qua. Ok. Allora, materialmente questo ovviamente è il rene, questi sono i calici renali, questa è la pelvide renale e qui questa è la cosiddetta congiunzione tra il rene, cioè tra la pelvide renale e l'uretere, che sarebbe questo tubicino che poi scende fino ad arrivare in vescica. Ora, il primo punto stretto in genere è proprio questo qui. E poi magari possiamo anche parlare delle anomalie congenite di questo giunto, diciamo così, che determinano un aumentato rischio della calcolosi renale. L'altro punto è un po' più in basso, qui dove l'uretere deve scavalcare dei vasi sanguigni che sono le arterie, l'arteria in prevalenza iliaca
per cui è un altro punto stretto dove in genere si inceppano, si bloccano i calcoli. E in ultimo ovviamente abbiamo questo punto qui, che è proprio quello di espulsione vera e propria all'interno della vescica, perché è una valvolina di non ritorno, in maniera tale che la vescica non mandi di nuovo l'urina su, e ovviamente un punto stretto che si chiama meato ureterale, e qui spesso si bloccano i calcoli ed è necessario andarli a rimuovere, che sono anche quelli più fastidiosi, per quanto sembrano diciamo più facili da eliminare, perché sono più fastidiosi tanto per i sintomi quanto per il chirurgo. Perché ecco, questo bel disegnino, lei ha fatto anche questi piccoli calcoli, no? sì. Ma in tutto questo il paziente che cosa avverte? Perché insomma quando sentiamo dire di coliche renali pensiamo a qualcosa di dolorosissimo, no? E allora, chi ha avuto l'esperienza di coliche renali, soprattutto le donne, parlano di un dolore superiore a quello del parto, perché effettivamente un po' come in realtà la dilatazione acuta di tutti i visceri addominali, ma in prevalenza delle vie urinarie, che sono molto innervate, è molto dolorosa, ed in genere l'esordio classico è quello di una fitta, tipo una coltellata al fianco, verso dietro, verso i lombi, che può andare verso diciamo, la fossa iliaca, verso il canale inguinale, fino ad arrivare nel maschio anche ai genitali, e nella donna fino al livello pubico, al livello del grande labbro. Poi questa è la colica acuta, diciamo. È chiaro che poi esistono delle forme subacute in cui comincia anche ad esserci una sorta di sensazione continuativa di dover andare in bagno, soprattutto quando il calcolo è un po' più in basso, e approfitto di questo momento per dire una cosa fondamentale. Troppo spesso ancora capita di dover eseguire delle nefrectomie, cioè di dover togliere dai reni per un calcolo di cui magari si è avuto un singolo episodio di colica, poi non ci si è più controllati, il rene ha continuato a dilatarsi fino all'inverosimile senza più dare dolori importanti, fino al punto da distruggere completamente il parenchima, cioè la carne renale, non essere più funzionante ed essere nelle condizioni di dover essere rimosso. Per cui chiunque dovesse avere una colica renale, fin quando non c'è la espulsione concreta e visibile del calcolo, deve completare l'iter diagnostico fino a prova contraria di mancata presenza di calcolo. Questo lo dico perché, ripeto, talvolta ti passa la colica, no vabbè, è stato un po' di Renella, non è successo niente, hai fatto qualche punturina eccetera, e dimentichi il problema per poi magari dopo qualche anno avere una febbre a 40, andare in pronto soccorso e trovare un rene completamente distrutto. Per cui quando c'è una colica renale, insomma, non sottovalutarla anche se si ferma al singolo episodio, in poche parole, assolutamente, no? Anche il singolo episodio di colica renale va inquadrato almeno con una ecografia, a prescindere dal fatto che la colica renale, e questo bisogna saperlo, nella stragrande maggioranza dei casi è data dalla calcolosi. Però esistono delle patologie, come dire, non voglio entrare nell'argomento perché stiamo parlando di calcolosi, anche molto più serie della calcolosi, che possono dare coliche renali. Per cui in ogni caso un inquadramento almeno ecografico in prima istanza. Certo. Addirittura sembrerebbe oggi sempre più prendere piede l'inquadramento già in prima istanza al pronto soccorso. Qui prendiamolo con le pinze perché stiamo parlando di linee guida europee che ovviamente prevedono anche, come dire, una preparazione territoriale a questa cosa, perché in genere, diciamo, quando c'è la colica renale oggi addirittura si parte già con una TAC spirale in bianco, cioè senza mezzo di contrasto, proprio per escludere la presenza di calcoli a livello degli ureteri che con l'ecografo non si vedono e che sono quelli che, se poi dovessero rimanere come dire, clinicamente non più da non dare più coliche, sono quelli che poi effettivamente creano i problemi grossi. Certo, no, questa è una cosa, veramente un'informazione importantissima,
è da non prendere, da non trascurare, abbiamo sentito, perché poi tante volte in maniera silente però i guai poi vengono, no, le problematiche vengono accentuate. Certamente in questa fase dove ancora magari il paziente non sia accurato, che ha diciamo questo problema di calcoli, magari viene lì per lì fatto un primo trattamento del dolore, no? Certo. Che insomma di solito in cosa consiste? Allora, in genere diciamo la terapia antalgica classica, cioè con un antidolorifico, preferibilmente solo l'antidolorifico, sia esso diciamo, non faccio nomi commerciali, ma il classico diclofenac piuttosto che altri antidolorifici per via endovenosa o per via intramuscolare. Noi urologi poco amiamo quello che però spesso si fa, cioè gli antispastici, tipo a volte si abbinano anche questi farmaci. A volte si abbinano, però sì, non per forza è corretto, nel senso che l'antispastico, che sicuramente aiuta a risolvere o quantomeno a lenire i dolori, però c'è un problema di carattere tecnico, perché se torniamo un attimo indietro a quando si parlava della peristalsi, cioè la peristalsi, vero è che è quella che ti fa venire la colica, perché però aiuta nell'espulsione però eventuale. ovviamente aiuta nella progressione del calcolo. Quindi chiaramente se somministriamo un antispastico, si dice così? In linea concettuale è come se fermassimo questo movimento, quantomeno per il tempo di azione del farmaco, la peristalsi, che va bene per i sintomi. Dico, se la colica è veramente una colica importante, ci sta pure, per carità, non voglio demonizzare gli antispastici, però in alternativa, ad esempio, la colica non gravissima, spesso anche con una semplice borsa termica al fianco. Ma perché aiuta questa borsa di acqua calda? La borsa di acqua calda aiuta per una sorta di effetto di sovrapposizione sensoriale. Mi spiego meglio. Il rene condivide con altre parti del corpo, con la zona del fianco, ed è il motivo per cui il dolore si distribuisce lì, l'innervazione. Per cui è come se noi in un fascio elettrico, in una dorsale diciamo, di cavi elettrici, dove viene condivisa la strada della corrente elettrica, creassimo una specie di effetto cortocircuito, per cui tu cerchi di distrarre il dolore con l'acqua calda, perché solleciti i recettori ovviamente cutanei, no? Termici, per cui shifti un po' la conduzione di questi nervi verso questa parte, per cui il dolore lo senti un po' di meno. A parte che c'è anche proprio un rilassamento muscolare, no? Legato all'effetto termico, che sicuramente aiuta anche a distendere un pochettino la... Sì, no, io gliel'ho chiesto anche perché ho avuto la mia mamma sempre con questi problemi, me la ricordo, con questa borsa dell'acqua qui, che insomma lei aveva questo sollievo, e quindi adesso insomma è chiaro il motivo per cui... L'unica cosa mi permetto di aggiungere, perché non è infrequente che poi si abusi, perché l'effetto avverso qual è? Che spesso si sente poco l'effetto termico, per cui noi vediamo pazienti ustionati, perché non sentono il caldo della borsa, perché è talmente forte il dolore, è talmente gradevole la sensazione, che si ustiona ovviamente a quindi causa mi capita di vedere anche i pazienti ustionati. Di vedere bolle proprio afflitteni cutanei legati alla borsa. Allora, quindi abbiamo detto, io però mi piace viaggiare di pari passo, parlando di una sorta di prevenzione primaria e secondaria, perché abbiamo detto che i reni spesso non danno segnali, quindi è bene sempre fare dei controlli, poi soprattutto se un piccolo segnale c'è. E quindi insomma in questo caso abbiamo visto un trattamento del dolore nella fase acuta, però abbiamo visto poi, come ci diceva il dottor Di Dio, quanto sia importante andare poi a continuare queste indagini per metterci tranquilli e sicuri. Allora, questi calcoletti, io lo so che adesso tra un po' affronteremo la parte chirurgica, no? Ma questi calcoletti possono recidivare pure, no? E quindi questo poi magari lo facciamo dire al dottore Basta, questo no? Perché
di anticipo, molti di voi già lo sapranno, che l'alimentazione occupa veramente un capitolo importante in questo tipo di disturbo. Allora, abbiamo detto, sì, ricordiamo il numero di telefono amici, se volete fare qualche domandina, 0984 84 17 20. Dunque, dicevo, a volte si può trattare così, a volte siamo fortunati, a volte siamo bravi perché ci idratiamo bene, quindi questo calcoletto scende, no? Tante volte per diversi motivi, o per la grandezza, o poi insomma adesso meglio ce lo dirà il dottor Diddio, si è costretti a ricorrere all'intervento chirurgico. Sì. Insomma, rispetto a tanti anni fa le tecniche immaginiamo che siano sicuramente cambiate in meglio, e quindi insomma oggi che cosa abbiamo a disposizione, che cosa ci mette a disposizione la chirurgia moderna? Allora, la chirurgia della calcolosi, intanto già il termine chirurgia in realtà assume una connotazione forse un po' cruenta, perché si pensa subito all'intervento chirurgico vero e proprio, al taglio. In realtà oggi i pazienti che vanno al taglio sono veramente rarissimi, cioè ormai sono più casi singoli legati più che altro a malformazioni urinarie, per cui se hai necessità di correggere la malformazione urinaria che ha determinato la calcolosi, e allora ovviamente o in laparoscopia o in maniera aperta, diciamo tradizionale, si fa un approccio di questo tipo. Per il resto, oggi la terapia della calcolosi è veramente diventata mini-invasiva da tutti i punti di vista. È diventata mini-invasiva perché oggi abbiamo la possibilità di bombardare dall'esterno, per cui senza nessun taglio, senza un vero e proprio intervento, i calcoli. È chiaro che qui bisogna fare un distinguo legato alle dimensioni del calcolo, a quella che è la durezza presunta del calcolo, che si può in qualche maniera già sapere attraverso la TAC, perché la TAC, in base a quanto il calcolo assorbe i raggi, ti riesce a far capire, si chiamano unità Hansfield, diciamo le misurazioni dell'assorbimento di questi calcoli, se il calcolo è troppo duro da poter essere bombardato o meno. Ad esempio, i calcoli di acido urico, come dicevo prima, sono quelle che da un punto di vista dei raggi sono debolmente radiopachi, anzi quasi per niente, spesso tu ai raggi non li vedi, alla TAC sì, ma ai raggi no, e non corrispondono sempre invece al discorso della durezza, mentre invece i calcoli di calcio c'è una maggiore corrispondenza. Sì. Per cui, la posso interrompere? come no? Riprendiamo poi da qui perché c'è una telefonata. Buonasera, chi parla? Umberto. Umberto, buonasera, prego. Buonasera. Vorrei fare una domanda al dottor Diddio. Sono Umberto, da Catanzaro. Da Catanzaro, prego Umberto. Sì, buonasera. Niente, un attimino che la televisione... Sì, allora io consiglio sempre... Volevo fare una domanda al medico, all'urologo. Sì. Che è un po' di tempo, che vado un po' di... Che succede? Umberto, noi la sentiamo bene? Può parlare? Sì, la domanda al medico perché è da poco tempo. C'è una Sì, sto parlando. Parli, allora, cerchi di parlare nel telefono, non si ascolti attraverso la televisione, Umberto. No. Cerchi di parlare nel telefono, che noi la sentiamo bene. Vada. Sì. Allora, mi sentite? Benissimo. Ecco, allora, se mi passa il medico lì... No, il medico l'ascolta, Umberto. Sì, Faccia sì, la domanda. Vabbè. Io è un po' di tempo che, come dire, quando vado al bagno, che faccio una la pipì, che faccio uno sforzo, mi escono dei calcoletti piccoli, rossi, e macchiano addirittura l'intimo, bagno, macchiano pure il water rosso. Non lo so cosa sono. Prego, dottor Diddio. Altre domande, Umberto? O può... No. Bene.
allora può chiudere e può ascoltare la nostra risposta attraverso il suo televisore, così diamo la possibilità ad altri telespettatori di chiamare. Allora, grazie di averci chiamato. Sì. Allora, Umberto ha questo problema. Ci dobbiamo fermare? Ah sì, ok. Allora, Umberto, lo dico a lei, me lo dico a tutti i telespettatori, una breve pausa di pubblicità, ritorniamo tra pochissimo. Bentornati in studio, allora siamo prontissimi insieme al dottor Diddio a rispondere al nostro amico telespettatore, il signor Umberto, che lamentava appunto la presenza, durante la minzione, la presenza di questi micro cristalli, peraltro insomma con tracce di sangue. Che cosa può essere accaduto? Che cosa accade al signor Umberto? E allora io onestamente inviterei il signor Umberto a fare quanto prima possibile una valutazione ecografica della vescica, almeno della vescica, che può fare tranquillamente, perché a Catanzaro ci sono delle buone urologie sia al Pugliese Ciaccio sia al Policlinico di Germaneto, perché quello che lui riferisce in realtà non trova una giustificazione nella calcolosi urinaria, tranne che non sia una calcolosi, una microcalcolosi vescicale legata a un problema di prostata, per cui non scaricando bene l'urina magari si creano calcoli all'interno della vescica. Però, siccome a volte possono essere coaguli di sangue che assumono una forma simile a un calcolo, soprattutto se sono morbidi, è bene che si faccia valutare, se è necessario anche fare una cistoscopia. Ok. Bene, è stato abbastanza chiaro e tra l'altro non sono indagini diagnostiche troppo invasive, no? Quelle che ha appena suggerito al signor Umberto, quindi si possono tranquillamente. Abbiamo un'altra telefonata, la prendiamo subito. Buonasera, chi è in linea? Pronto? Buonasera, sono Giuseppe. Pronto? Sì, la sento bene. Buonasera, sono Giuseppe. Vorrei fare una domanda al dottore. Venerdì mi è stato fatto il classico bombardamento a seguito di una colica renale, però a distanza di tempo, io 4 giorni avverto ancora un forte dolore sul rene sinistro. Dico, ma come mai ancora c'è qualche residuo di calcolo oppure non so? Tanto il bombardamento non va inteso come una garanzia di risultato. Il bombardamento parte dal presupposto di frantumare il calcolo in più pezzi piccoli che possano essere eliminati attraverso le vie urinarie. Però intanto bisognerebbe capire se il calcolo si è rotto o meno e a prescindere da questo, come dicevo prima, posto che il calcolo è nelle alte vie urinarie, ovviamente deve scendere verso la vescica, per cui il dolore è legato sicuramente al fatto che ci sia una distensione renale, per cui sicuramente lei ha una idronefrosi. Dopo che uno fa un bombardamento dovrà fare una serie di controlli, cioè deve fare un'ecografia, deve fare una radiografia per vedere se il calcolo si è rotto, dove è posizionato e se quella sola seduta di litotrissia può essere sufficiente o se farne altre, oppure ancora spesso con la sola litotrissia non si riesce a risolvere il problema ed è necessario fare qualcosa di diverso, cioè andare a prendere il calcolo per via endoscopica, cioè entrando attraverso le vie urinarie, piuttosto che trattarlo con dei presidi come il laser o come la litotrissia meccanica per frantumarlo quando dovesse rimanere bloccato e non uscire spontaneamente, perché una cosa fondamentale è questa: il rene va controllato dopo il bombardamento, perché se il calcolo blocca l'escrezione delle urine, il rene non può stare all'infinito dilatato, cioè per un po' di tempo non succede nulla, ma se dovesse rimanere in questa maniera poi potrebbe avere delle sequele di tipo funzionale. Non solo, si può anche infettare se l'urina ristagna troppo là dentro, per cui siccome immagino che sia seguito dai colleghi che hanno fatto questo bombardamento, avranno anche previsto dei controlli a scadenza.
Ecco, quindi insomma una cosa da fare nell'immediatezza è almeno un controllo. Intanto io non so quando lo abbia fatto, non ho capito quando. Quanto tempo fa ha fatto questo intervento? Venerdì scorso. Venerdì scorso, siamo insomma neanche una settimana, ma boh, ci sta. È chiaro che le avranno dato anche una terapia antibiotica, antalgica, eccetera, per cui farà i suoi controlli, immagino già previsti, però il dolore che ci sia è più che normale. L'importante è non avere in maniera massiva sangue nelle urine, un minimo ci sta, ma che non siano sanguinamenti importanti con coaguli, non avere febbre, poi il resto è ordinaria amministrazione, insomma. Ok, è caduta giù la linea, ma eravamo stati abbastanza completi nella risposta, quindi comunque insomma seguire l'iter post-operatorio che prevede questi controlli sicuramente e che non ci siano altri tipi di disturbi come appunto febbre o eccessivo sanguinamento. Bene, allora stavo dicendo appunto proprio di questo, ci siamo interrotti proprio su questo tipo di intervento. Sì. Ovviamente non è consigliabile per tutti, da cosa dipende la scelta specifica di fare questo, chiamiamolo così, così ci capiamo tutti, bombardamento piuttosto che un altro tipo di intervento? Il bombardamento, ripeto, intanto va visto che non ci siano anomalie di scarico della via escretrice. Vi faccio un esempio, sempre prendendo qui uno dei disegnini che abbiamo fatto. Ad esempio, Michele, pronto per... in una condizione in cui c'è un'anomalia, no, di giunzione tra il rene e l'uretere, se ovviamente l'urina non riesce ad essere scaricata per bene, per cui una giuntopatia che può essere da un vaso anomalo piuttosto che congenita, se tu bombardi il calcolo, ma il calcolo non può uscire dalla via escretrice, è allora perfettamente inutile, perché non farai altro che creare più calcoli, più nuclei di aggregazione che diventeranno ovviamente un problema ulteriore. E questo ce lo dà già anche una semplice ecografia, ci dà... L'ecografia ti dà già un buon orientamento su una giuntopatia che diciamo per l'80% può essere già accettabile, però comunque va fatto una TAC, perché con la TAC si vede l'eventuale presenza di vasi anomali o comunque quale sia il problema che determina l'ostruzione. Più nitido. Per cui il volume della calcolosi, il fatto che non ci siano anomalie strutturali della via escretrice, per i calcoli diciamo fino ai 2 cm il bombardamento è una terapia da provare, quantomeno. Ovviamente non si può fare se un paziente è un paziente scoagulato che assume farmaci per la coagulazione, perché comunque sono delle onde d'urto che determinano anche la possibilità di sanguinamenti, per cui così come queste onde d'urto possono frantumare il calcolo, un po' queste shock wave, che alla fine sono onde d'urto, per cui già nel termine... Ma sono dolorose? Un minimo di fastidio si sente, perché inevitabilmente il colpo arriva. Però se si mette in conto che non è necessario fare un'anestesia, che non è necessario fare un intervento chirurgico, è un trattamento considerato... Insomma, si può un po' soffrire. Ma è una sofferenza giusta se si riesce ad evitare un intervento. Certo. Ok, abbiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto. Buonasera. Vorrei fare una domanda al dottore Ruttini. Prego. Prego, è tutto orecchie. Può parlare? Posso parlare? Sì, può parlare. Sono di Acre e sono di Acre e conosco già il dottor Ruttini perché mi ha operato. Ah, l'ha operato proprio lui? Alla Villa del Sole. Ok. Mi ha operato. E non è stato possibile a trovarlo. Adesso per caso... Ha perso le tracce? La televisione e l'ho visto. Ok. Vuole chiedergli qualcosa o ha chiamato giusto per... il No, ho chiamato per salutarlo e per dire tutte le cose. E per dirgli grazie? Per esprimere la mia... Ecco. Siccome c'è un piccolo problema, che qualche volta c'è qualche poca di urina. Io mi segue l'amico Cesare Nicoletti
E quindi, Beh, io immagino che non si tratta, perché in base a quello che ha detto immagino che... Dica, dottor Di Dio. Immagino che si tratti di un intervento completamente diverso, penso una radicale di prostata, per cui non è questo il tema. Mi dispiace... Calcoloso vescicale. Ah, calcolosi vescicale, ma abbiamo fatto anche la prostata? Abbiamo operato anche la prostata? Il 15 gennaio 2015. Sì. Guardi, purtroppo credo che andiamo un po' fuori tema, per cui eventualmente... La complicazione. Allora, facciamo così. Siccome, come si chiama lei, signore, che ci chiama? Signor? Pietro Antonio Catone. Allora, signor Pietro, facciamo una cosa. Siccome lei è stato simpatico, all'inizio ha detto io avevo perso le tracce del dottor Di Dio, perché insomma da una struttura privata adesso però lo può trovare in ospedale, lui è lì dirigente medico, urologo, per cui a fine trasmissione può anche chiamare qui, così le daremo i contatti. E giustamente lei dice, siccome mi ha avuto in cura lui e siccome io adesso ho bisogno di altre cose, chiamiamo così, delucidazioni, lo potrà contattare direttamente, va bene? Grazie di averci chiamato, signore, arrivederci, che non mi ricordo il nome, già l'ho rimosso, va bene. Allora, stavamo parlando di queste tecniche interventistiche, quindi abbiamo detto non sempre si deve valutare attraverso una indagine, come si dice, attraverso l'attacco, attraverso un altro tipo di indagine, capire bene se non ci sono delle anomalie, eccetera, di altro tipo, e poi si può proseguire. Esattamente. Diciamo che fatta questa valutazione legata intanto alle eventuali problematiche malformative urinarie, nonché al volume della calcolosi, al numero dei calcoli, perché sempre, come dire, aiutandoci un attimo per far capire meglio, ad esempio, questo è il caso di cui parlavo prima, no? Cioè se c'è una calcolosi dell'uretere, se si riesce a bombardarlo, è in un punto in cui lo si riesce a bombardare e creare dei frammenti più piccoli che possano ulteriormente transitare attraverso l'uretere, bene, altrimenti noi dobbiamo entrare da sotto con un ureteroscopio, rompere il calcolino in maniera tale da liberare la strada, e questa si chiama ureteroscopia o ureterolitotrissia. Mentre invece per... E come si rompe questa allora si può rompere, oggi diciamo che il non plus ultra, il top è il laser. Il laser ad olmi è quello che utilizziamo quotidianamente e che riesce a polverizzare completamente ogni tipo di calcolo. Anche di dimensioni più... Anche di dimensioni più importanti, però lì bisogna fare un distinguo, perché quello di cui, intanto quando parliamo di dimensioni importanti parliamo di calcolosi renali in genere, perché i calcoli grossi si sviluppano nel rene. E allora lì si può o salir su con un cosiddetto ureterorenoscopio flessibile, ok? Questo in genere si preferisce farlo o quando c'è un calcolo fino ai 2 cm, per carità si può arrivare anche oltre, dipende da una serie di elementi che non sto qui a entrare nel dettaglio, oppure si può fare il trattamento cosiddetto percutaneo, cioè si fa un piccolo foro che può variare da qualche millimetro fino a quasi 1 centimetro, per cui si accede direttamente con una cannula dal fianco al rene e si possono rompere e cestellare calcoli anche voluminosi. Quando parlavamo prima della calcolosi complessa di tutto il rene, è chiaro che mentre prima si faceva proprio un taglio chirurgico sul rene, si apriva e si estraeva il calcolo, un intervento molto sanguinolento, eccetera, oggi con questi moderni accessi o percutanei o da sotto appunto con l'ureterorenoscopio flessibile o con la cosiddetta ECIRS, cioè con la tecnica combinata di chirurgia intrarenale, oggi si riesce a bonificare quasi il 100% della calcolosi. Ecco, che tipo di soddisfazione vi danno questi interventi così? Beh, questi sono gli interventi che ti danno in assoluto più soddisfazione, forse
diciamo, ottenerà qualcosa in più un intervento oncologico quando si riesce ovviamente ad evitare a vita il problema, però chi ha calcoli e soffre quotidianamente per questo tipo di problemi, ovviamente la risoluzione senza tracce corporee e spesso anche addirittura a volte si riesce a fare in desargine o comunque con 1-2 giorni di ricovero, è chiaro che rispetto a prima in cui si stava 15-20 giorni, magari con trasfusioni di sangue, eccetera, eccetera, oggi è un altro Quindi mondo. insomma questo tipo di intervento, lei diceva, si può fare anche in giornata, diciamo così. Ci sono degli interventi endoscopici delle basse vie o piccoli calcoli renali che facciamo anche in giornata. Poi insomma le valutazioni sono sempre caso per caso, no? Caso. Però in linea di massima insomma non si prevedono più quei lunghi ricoveri che c'erano, no? Che erano previsti per il vecchio tipo di interventi. Pronto, buonasera, chi è in linea? Buonasera, sono Francesco. Salve Francesco, prego. Senta, io volevo fare una domanda al dottore. Siccome ho la vescica retrattiva e non riesco a svuotarla tutta, praticamente esce a furia di sforzi quando devo fare la pipì, esce soltanto il sovrappieno, che poi utilizzo dei cateterini quando mi servono per andare fuori, eccetera, eccetera. Volevo sapere se c'è qualche risorsa nuova di medicina per riattivare sta vescica. Grazie. Grazie a lei Francesco, tanti auguri, può chiudere e ascoltare la risposta attraverso il suo televisore. Prego dottor Dini. Va benissimo. Grazie, grazie tante. Allora, in realtà siamo anche qui fuori tema, però da quello che capisco è che il signore ha una vescica defunzionalizzata, non so se per motivi neurologici, per un pregresso trauma o perché la vescica, diciamo, è stata per troppo tempo ostruita, però paziente che fa un autocateterismo immagino che se ha fatto un esame aerodinamico, chi lo ha seguito, se gli ha consigliato di fare l'autocateterismo significa che è una vescica che non ha proprio più una compliance, per cui l'unica ipotesi, se non è mai stato operato di prostata e magari si può in qualche maniera agevolare lo scarico di questa vescica, fatto salvo le vesciche neurologiche complete, però si deve confrontare ovviamente con chi lo segue, così è difficile dare una risposta. Certo, certamente. Allora, questi disegnini sono troppo carini. Glieli lascio in dono, volentieri. No, abbiamo detto tutto per quanto riguarda le varie tecniche chirurgiche? Sì, fondamentalmente possiamo massacrare adesso il nostro nutrizionista? Sì, dai, perché si è riposato troppo. Intanto lo so, noi si parte da un argomento, però i nostri telespettatori, questa è una peculiarità di questa trasmissione, no? Capita che poi si vada un po' fuori tema, ma noi siamo ben contenti di rispondere, assolutamente. Allora, dicevamo, insomma, numerosi studi clinici hanno evidenziato l'efficacia della dieta, no? Per prevenire o insomma, per tenere sotto controllo questo tipo di problematica. Allora, sì, perché comunque come si deve impostare la dieta di un potenziale paziente di calcolosi renali? Beh, come è stato detto in maniera esatta, l'alimentazione è importante sia dal punto di vista preventivo che in presenza di una condizione patologica come questa. Il primo fattore è quello dell'idratazione, quindi un corretto apporto di acqua è fondamentale nella prevenzione dei calcoli renali. L'acqua è un'arma veramente potente in questo tipo di disturbo, no? Soprattutto quando si tende a sudare un po' troppo con le temperature calde, ad esempio estive. E soprattutto con la temperatura che abbiamo avuto quest'anno, che rimarrà devastante nelle nostre memorie. Quindi. Ma io dico una cosa, no? Che forse noi beviamo poco in generale, no? Al di là poi dei vari problemi che possono... Sì, però un attimo riceviamo una telefonata e poi ne parliamo. Pronto? Buonasera, mi chiamo Enrico e sì. siamo da Roviano.
Da Rogliano. Prego signor Enrico, per chi è la domanda? Volevo chiedere al professore, Sì. io 10 anni fa ho avuto un calcolo renale, anzi 15 anni fa, e mi fu esportato chirurgicamente dal professore Petrassi di Cosenza. Adesso l'altro giorno ho avuto un'altra colica. Vorrei sapere che cosa posso prendere per attenuare il dolore. Posso Prego, rispondere? prego. E allora, intanto, sicuramente, lei se ha il dolore in atto, sicuramente deve fare faccio una puntura di un antidolorifico qualunque, a cui lei non sia allergico e che non le crei problemi collaterali, ed è meglio consultarsi col curante che conosce la sua situazione clinica e i farmaci che assume. Però, secondo me, lei deve indagare dov'è questo calcolo, se è un calcolo che può essere gestito solo con una terapia antidolorifica o meno, per cui se dovesse star male intanto magari si rivolga al pronto soccorso che farà delle indagini, oppure se sta bene con estrema calma può fare una valutazione presso un qualunque studio, a fare un'ecografia anche, voglio dire, ormai le ecografie si possono fare con una certa sollecitudine, senza problemi. Anche perché, come dicevamo prima, è bene insomma, non sottovalutare, no? Certo. Magari lei sicuramente è giusto che in fase acuta faccia questo farmaco antidolorifico, però mi raccomando, è quello che dice il dottor Di Dio, poi indagare subito dopo, Deve anche con una chiarire la semplice reale ecografia all'inizio, no? Per vedere la situazione, anche per mettersi tranquilli. Va bene Francesco? Grazie di averci chiamato, può mettere giù. Allora, parlavamo dell'importanza della dieta per questo tipo di problematica. Sicuramente in primis abbiamo l'acqua. Come deve essere quest'acqua? Quindi idratarci bene, sufficientemente, e soprattutto come deve essere, che acqua dobbiamo bere? La caratteristica principale è che sia iposodica, perché comunque è stato visto come il sodio tende a favorire l'escrezione di calcio dal tubulo renale e a formare, ovviamente tende ad aumentare il rischio di calcoli di ossalato di calcio, quindi da questo punto di vista è iposodica, la prima caratteristica deve avere l'acqua. Ecco, no, scusi se la interrompo. Allora, questo per quanto riguarda l'acqua, e sicuramente però prima di consigliare il tipo d'acqua o un eventuale regime dietetico, penso che anche per voi nutrizionisti sia importante capire e sapere che tipo da cosa è composto questo calcolo. Assolutamente, no? Quindi è fondamentale sapere la natura. Sì, io infatti dicevo in ottica di prevenzione è fondamentale comunque mantenere idratato l'organismo. Poi ovviamente la conoscenza... In mancanza di sintomi e disturbi, diciamo così, questa è una sorta di prevenzione. Esatto, poi la conoscenza primaria. del tipo di calcolo è anche fondamentale. Se si tratta di un calcolo di ossalato di calcio, come avviene, bisogna prestare attenzione anche all'introito di determinati tipi di verdure che sono ricche di ossalati, quindi un tipo di alimentazione, mentre ci sono poi altri tipi di calcoli dove si possono optare per scelte alimentari differenti. Sicuramente ecco, l'ossalato di calcio rappresenta il calcolo più diffuso nell'80% circa della popolazione, e questo è importante prevenirlo attraverso l'alimentazione e poi optare per scelte alimentari mirate. E ripeto, gli ossalati si trovano nella maggior parte della verdura. Che tipo di verdura? Soprattutto quella a foglia, per esempio negli spinaci, nella bietola, ma anche nella barbabietola rossa, sono ricche di ossalati. Gli ossalati ovviamente quando... Ma devono essere completamente banditi dalla no, dieta, anzi, oppure quanto se ne può consumare? Ci sono innanzitutto cioè, dei se non metodi... si consuma forse è meglio? No, si devono consumare magari attraverso dei piccoli accorgimenti, per esempio una doppia bollitura per quanto riguarda le verdure, con l'eliminazione dell'acqua, ovviamente favorisce... Quindi per dire, se io volessi fare una porzione di spinaci o di bietola, esatto, la scaldo, la lesso, butto via l'acqua, la faccio rilessare?
No, poi ovviamente si butta, esatto, si butta via l'acqua di bollitura in modo che gli ossalati, ecco, è stato visto questo secondo gli studi, siano in quantità significativamente inferiore. Quindi si fa ribollire l'acqua e si rimette giù esatto. O si può lavare semplicemente sotto l'acqua una volta buttata l'acqua di bollitura? No, deve essere comunque, ribollita. esatto, ribollita e nuovamente buttata via l'acqua. Bisogna fare sta cosa, però, sì, però per l'eliminazione degli ossalati è importante. E poi un errore che fanno molti quando ecco, sentono la parola ossalato di calcio, tendono ad eliminare completamente il calcio dalla propria alimentazione. E questo tipo i formaggi, i latticini. I latticini, ma poi il calcio si trova anche anche nell'acqua stessa. Però poi queste sono sostanze che fanno bene magari per altre cose del nostro organismo, insomma forse eliminarli completamente. Diciamo che eliminare il calcio non va bene perché il calcio presente nell'intestino lega gli ossalati prevenendo proprio l'assorbimento degli ossalati stessi, quindi va a ridurre il rischio di formazione dei cristalli di ossalato di calcio e quindi è fondamentale. Prego, dottor Didio, vuole aggiungere qualcosa? A questo volevo aggiungere una piccola cosa. C'è stato un periodo storico in cui c'era quasi il divieto dei latticini, eccetera, per i pazienti affetti da calcolosi, cosa che ovviamente è stata devastante. Perché il problema, se il rene ha una tara funzionale o se comunque c'è una perdita di calcio, ricordiamoci che il nostro organismo ha necessità di una omeostasi calcica, per cui da qualche parte il calcio lo deve prendere. Allora spesso questa gente si trovava con i calcoli e con l'osteoporosi, perché poi il calcolo viene comunque prelevato dalle ossa. Esatto, quindi insomma vedete poi come giustamente col passare degli anni con gli studi più approfonditi eccetera si vanno a migliorare o per meglio dire a chiarire e a cambiare anche delle idee. Ritorniamo subito su questo argomento dopo aver salutato il nostro telespettatore o telespettatrice che è in linea. Pronto? Buonasera. Buonasera signora, come si chiama? Vorrei fare una domandina. Va bene, al prego. dottore. Sì. Vorrei chiedere se la vitamina D che noi donne assumiamo per l'osteopenia, l'osteoporosi, può causare calcoli renali. E poi vorrei chiedere anche i tipi di farmaci che possono creare questa situazione qua. Allora, qui facciamo rispondere al nostro nutrizionista che sicuramente sarà esaustivo. Grazie signora, può mettere giù, ascoltare la risposta attraverso il televisore. Allora, grazie a lei. Due domandine. Allora sì, ci sono stati studi epidemiologici anche che hanno evidenziato come un eccesso di vitamina D che ecco, può accumularsi essendo liposolubile nell'organismo, sia associata a una maggiore escrezione di calcio con un maggior rischio di calcoli renali. E quindi sì, tant'è che è importante per chi ovviamente fa uso o integra la vitamina D nella propria alimentazione, monitorare costantemente i livelli di vitamina D nell'organismo, perché comunque un eccesso può aumentare il rischio di calciuria, quindi è importante da questo punto di vista. La seconda domanda riguardava i farmaci, no? Esatto, per i farmaci direi che c'è il dottore Di Dio che... Qual era la seconda domanda che adesso nello specifico non me la ricordo più? Se il trattamento farmacologico... Beh, allora qui si aprirebbe una parentesi veramente infinita, nel senso che i farmaci tout court ovviamente possono incidere, soprattutto nelle terapie multiple che fanno in genere i soggetti un po' più in età, tipo diuretici, piuttosto che alcuni antipertensivi che agiscono anche sulle pompe del calcio, eccetera, nonché tutto quello che fa poi aumentare l'escrezione degli urati, per cui non è facile la risposta. Sicuramente la cosa fondamentale è che il medico di famiglia, che ovviamente ne ha le piene competenze, tenga anche in considerazione questo, perché spesso ci sono comunque delle situazioni iatrogene in cui non è tanto la calcolosi secca data dai farmaci, sicuramente ci sono sempre delle condizioni predisponenti, però è chiaro che un mix di farmaci può determinare, soprattutto quelli che agiscono a livello del glomerulo renale,
o un'aumentata escrezione di alcuni soluti o un mancato riassorbimento per cui si creano le basi per la calcolosi. Ok, allora noi ci fermiamo un attimo per il nostro, credo, ultimo break di pubblicità, poi ritorniamo subito dopo per la parte finale, perché ancora abbiamo tanto da sentire riguardo alla dieta. A tra poco. Rieccoci in studio, amici. Allora, intanto lo so, vi dispiace anche a me, ma il dottor Di Dio ci deve salutare per urgenti impegni di lavoro e noi ovviamente a questo diamo la priorità, non prima di averlo ringraziato per essere stato con noi. Grazie per aver risposto anche alle domande dei nostri telespettatori. Grazie a voi, io volevo semplicemente salutare i miei figli. Sì, però non si levi ancora il microfono, se no non la sento. Ah, è ancora qui. Lo può mantenere, sì. Ok. E questo, salutiamo i bambini, i figlioli del dottor Di Dio che sono all'ascolto, che sono piccini e quindi ci tengono. Ciao bimbi. Grazie. Papà sta arrivando, no, forse ancora no. Dovete pazientare, prima c'è il lavoro. Okay. Grazie dottor Di Dio, le auguro buon lavoro e tanto io poi qualche altra volta la disturberò di nuovo. Ok. Allora, grazie ancora e noi ritorniamo a parlare di questa dieta, amici, questa dieta che è importantissima. E io leggevo anche, non so se il dottor Basta adesso me lo confermerà, leggevo anche che è importante, no? Si parla tanto della nostra dieta mediterranea, che anche in questo caso la dieta mediterranea va bene. Certo, anche la dieta mediterranea può essere utile in ottica di prevenzione della calcolosi renale, caratterizzata da, ovviamente in maniera equilibrata, dall'introito di verdura, frutta. La frutta ha un ruolo fondamentale anche nell'ottica di prevenzione, perché è ricca di citrato e di potassio. Da questo punto di vista il citrato e il potassio sono fondamentali nell'inibire la formazione di calcoli renali. Tant'è che è stato visto, appunto secondo evidenze scientifiche, io non sono un amante dell'acqua e il limone, chi mi conosce sa che non è un gusto che preferisce. No, perché molti la utilizzano come, diciamo, pozione magica per raggiungere un peso ideale o per il dimagrimento veloce. No, l'acqua e il limone invece però può essere molto utile nel prevenire e anche nel contribuire a contrastare i calcoli renali di ossalato di calcio. Questo perché? Perché proprio per il contenuto di citrato, il citrato ovviamente anche in presenza di potassio può andare a favorire l'escrezione di citrato urinario che si lega ai calcoli presenti nelle vie urinarie e ne inibisce sia la crescita e sia ne favorisce la dissoluzione. Quindi da questo punto di vista può essere molto utile il consumo di acqua e limone. Il consumo di acqua e limone, che dovrebbe essere consumata nelle stesse dosi dell'acqua normale? Cioè, non lo so, se sono indicati 2 litri di acqua al giorno, no. Facciamo 1 litro di acqua e limone e 1 litro di acqua? C'è uno studio che è stato pubblicato nel 2005 sul Journal of Urology, dove si vede, è stato evidenziato come bastano 120 ml di succo di limone, poi se lo si vuole portare a volume con 200 ml di acqua. L'importante è che siano 120 ml di succo di limone e poi lei dice ognuno se li può gestire no, sicuramente diluire nell'acqua, no? Ovviamente non magari in 2 litri perché diverrebbero troppo diluiti, però un bicchiere magari non a digiuno, perché ovviamente a digiuno l'acqua e il limone può favorire anche la secrezione gastrica acida a livello gastrico, quindi non è consigliabile da questo punto di vista. Quanta acqua consigliamo per questo tipo di problemi, quindi anche per la prevenzione della calcolosi o in situazioni proprio? In una condizione come questa almeno 1,8 litri, 2 litri di acqua al giorno andrebbero consumati. Ovviamente, ripeto, acqua iposodica, ed è importantissimo il fattore sodio, non deve essere assolutamente sottovalutato, perché un eccesso di sodio, come è facile che avvenga nella dieta occidentale, nella nostra tipica alimentazione, può favorire una maggiore escrezione di calcio a livello urinario,
con un aumentato rischio di calcoli di ossalati di calcio. E quindi io per sodio non intendo solamente quello contenuto nel sale da cucina convenzionale, bensì intendo quello contenuto comunque all'interno degli alimenti processati, quindi merendine, pizzette, anche salatini, cibi scatola, salumi, formaggi, che sono ricchissimi di sodio. Ecco, pensate che un italiano oggi medio in media consuma 10 grammi di sale, mentre 5 sono quelli raccomandati dalle linee guida internazionali. Insomma, dobbiamo fare un po', diminuire il sale fa bene in generale, adesso facciamo in questo caso ancora di più, in questo caso è chiaro ancora di più, fondamentale. Però insomma diminuire e fare attenzione, cominciare anche a fare attenzione al consumo di sale, questo è molto molto importante in linea generale, poi soprattutto in maniera specifica in queste situazioni, per questo tipo di disturbi. Volevo aggiungere una piccola cosa, per favorire l'escrezione di citrato, che ripeto è fondamentale per dissolvere i potenziali calcoli a livello urinario, è importante un pH che sia basico. E ecco, il fattore pH è molto importante. Si parla spesso della dieta alcalinizzante o acidificante. Premetto come l'alimentazione non abbia alcuna influenza sul pH ematico del sangue, il tutto è regolato da un'omeostasi dell'organismo. Cosa mi scusi, cosa mi dice dell'acqua alcalina? È utile berla? In questo caso, se non è accompagnata no, adesso era una domanda in generale, al di là del problema della scientificamente non ci sono evidenze scientifiche che possa beneficiare all'organismo in questi casi. Più che altro, ripeto, il pH dell'alimentazione può avere un effetto fondamentale sul pH urinario, va bene? È quello che va a variare. E un pH superiore, leggermente alcalino, può inibire la formazione dei calcoli renali, favorendo anche l'escrezione di citrato a livello urinario, e quindi in ottica di prevenzione anche per contrastare i calcoli urinari. Che significa anche un pH acido? Come si fa ad acidificare le urine? Basta consumare, come avviene nella dieta occidentale, elevate quantità di proteine animali, quindi elevate quantità di carne processata, quindi salumi, formaggi. Forse anche la carne rossa, immagino. Carne rossa, no? Le carni bianche. Sì, può favorire, ovviamente ricca di composti solforati, può favorire una diminuzione, quindi un'acidificazione del pH urinario, con un maggiore rischio di escrezione di calcio e di formazione di calcoli renali. Quindi anche dal punto di vista alimentare è necessario ridurre l'introito di proteine animali. Questo è ancora... E qua ritorniamo, amici, anche al nostro riferimento alla dieta mediterranea, che favorisce quindi anche le proteine vegetali, no? Come i legumi. Certo, è importantissimo perché ecco, non ci sono solamente le proteine animali, bensì quelle anche vegetali come i legumi, che come dimostrano appunto le evidenze scientifiche sembrerebbero avere un effetto meno acido a livello renale rispetto alle proteine animali. Il tutto viene chiamato indice PRAL, Protein Renal Acidic Load. Tutto, in base a questo indice PRAL si riesce poi ad avere anche un'idea su quali alimenti possono influire sul pH urinario. Certo. Quindi per esempio quando abbiamo parlato della distinzione dei vari, abbiamo classificato un po' i tipi di calcoli di cristalli, abbiamo detto che ci sono quelli per esempio dell'acido urico. In quel caso facciamo uno schemino, quindi intanto abbiamo detto diminuzione. Sì, da questo punto di vista la prima cosa, quindi aumentare l'apporto idrico, quindi idratazione. Che quello va bene sempre. Esatto, riduzione. Qualsiasi sia il tipo di calcolo, no? Sì, assolutamente, perché un'urina concentrata è associata a un aumentato rischio di qualsiasi tipo di calcolo. Ridotto apporto di sodio, questo è il secondo step, quindi meno sale, meno cibi processati, meno salumi, meno formaggi, meno cibi scatola. Okay. Altro step è ridurre le proteine animali, questo soprattutto per quanto riguarda i calcoli di acido urico, va bene? In questo caso le proteine animali sono
tra le migliori fonti di purine. Le purine, ecco, in questo caso favoriscono una maggiore formazione di acido urico e aumentano il rischio di calcoli di acido urico a livello urinario. Certo. Quindi è importante ridurre le proteine animali e aumentare magari il consumo di alimenti ricchi di proteine vegetali. Altra cosa, ecco, per quanto riguarda invece i calcoli di ossalato di calcio, è importante ridurre anche l'introito di alimenti ricchi di ossalati, quindi ecco, magari non escludere totalmente, ma magari ecco, cucinare in maniera diversa determinate tipi di verdure, per esempio quella a foglia larga. Il procedimento che abbiamo spiegato prima. Esatto. Quindi, insomma, tra parentesi, anche gli integratori di vitamina C. Ne parliamo tra un attimo, che c'è la telefonata. Okay. Pronto? Pronto, buongiorno, sono Pasquale da Cosenza. Buonasera Pasquale. Un'informazione, e per quanto riguarda, siccome sono andato al dentista, mi ha detto che devo curare le carie e mi ha detto che dovrei mangiare una dieta dove non c'è zucchero, glucosio. Quali sono gli alimenti diciamo, dove non c'è zucchero, che per evitare che mi venga di nuovo più... abbiamo anche, perché sicuramente... troviamo gli zuccheri anche nascosti, cosiddetti, no? Che non sono... non sappiamo tutti gli Va alimenti bene. che mangiamo. Grazie per averci chiamato. Buongiorno. Grazie, prego. Sì, adesso non ci interessa, no? Abbiamo quello che dicevo prima, al di là dell'argomento, poi insomma vedono i nostri professionisti le domande possono, però noi siamo una trasmissione di servizio, quindi accontentiamo tutti. Quali sono le maggiori fonti di zucchero? Innanzitutto, ecco, lo zucchero nascosto svolge un ruolo, oltre ovviamente al famoso saccarosio, lo zucchero utilizzato nei dolci, noi abbiamo vari tipi di zuccheri aggiunti negli alimenti processati nei supermercati. Le bevande zuccherate sono una fonte di zuccheri incredibile, i succhi di frutta che sono presenti nei supermercati contengono elevatissime quantità di zuccheri, ma anche ad esempio basti pensare ai vari nomi, ai biscotti che ci sono nei supermercati. Molte volte non c'è scritto saccarosio, ma lo zucchero aggiunto viene mascherato da altri nomi: sciroppo di glucosio, sciroppo di fruttosio, destrosio. Sono tantissimi i nomi. Non basta scrivere sulla etichetta, sulla confezione senza zucchero, conviene andare a leggere. Esatto, quello che bisogna andare a leggere in un alimento, alla voce dell'etichetta carboidrati di cui zuccheri, di cui zuccheri è associata alla presenza di zuccheri semplici nell'alimento. Quindi quantità... Cosa ci dà la sicurezza, per esempio, ecco, durante l'acquisto, a che cosa dobbiamo fare attenzione per essere sicuri che quell'alimento sia veramente privo di qualsiasi negli ingredienti bisogna leggere. Non deve essere menzionato nessuno di queste sostanze che lei ha appena detto. Ecco, ma soprattutto gli ingredienti, la lista degli ingredienti viene stilata in ordine decrescente per quantità, quindi quando lo troviamo nelle prime 3 posizioni, zucchero, glucosio, fruttosio, saccarosio, o altri, ecco, il sciroppo di glucosio, sciroppo di fruttosio, amido di mais. Questi sono tutti zuccheri. Sì, da questo punto di vista bisogna prestare molta attenzione. Quando lo vediamo presente nelle prime 3 posizioni degli ingredienti, vuol dire che ce n'è in maggiori concentrazioni. Elevata. Ovviamente poi leggendo l'etichetta si capisce anche la quantità di zuccheri semplici nell'ottica di tutti i carboidrati presenti nell'alimento, e bisogna prestare comunque molta attenzione. Mi veniva in mente, ritornando al nostro argomento... Anche gli zuccheri fanno male ai calcoli, esatto, ci tenevo a dirlo, perché comunque siamo anche in... no, che poi ritroviamo veramente tanti alimenti che sono magari banditi, vietati per alcune cose, che però fanno bene anche, no? Fa bene anche evitarli per altre... per altri disturbi, o anche proprio per pura e semplice prevenzione primaria. Io lo dico sempre, lo ripeto sempre, perché è importante. Allora, mi veniva in mente, no? Io dicevo all'inizio, molte persone bevono poco, non amano bene, non sentono sete. Io sono una di quelli, io non sento mai sete, almeno che non abbia fatto veramente una profusa sudorazione, ma io a volte dimentico proprio di bere, e immagino che come me ci siano tante persone che però noi possiamo prendere anche
l'acqua da altri alimenti? Sì, non solo dagli alimenti, ma anche ad esempio da tisane. Sicuramente è un modo per poter idratare l'organismo e spesso non ci si rende conto dello stato di disidratazione dell'organismo. Ecco, un esempio, qualcuno potrebbe capire che si trova in stato di disidratazione dalla concentrazione delle urine. Se ecco, le urine sono molto concentrate, quindi sì, di un giallo intenso, probabilmente sta bevendo poco. Si è in uno stato di disidratazione, mentre comunque se sono più limpide, più chiare, in questo caso si è potenzialmente più Quindi idratati. in generale insomma conviene sempre, come diceva lei, stare sul 1,8 litri, 2 litri, Allora, lo diciamo per tutti come consiglio? Nel caso dei calcoli sì, sicuramente. Poi diciamo in linea generale, in ottica di prevenzione, sicuramente 1,6 litri per le donne, 1,8 litri per gli uomini sono le quantità raccomandate. No, e quello lui ci suggeriva una cosa utile, no? Cioè se non amiamo bere, se non ci piace bere, allora cerchiamo di renderci più gradevole l'acqua e questo lo possiamo fare attraverso appunto il consumo e la preparazione di tisane, che magari scegliere un gusto che a noi piace un po' di più, alla frutta, magari ce ne sono in commercio tante, no? Sì, sì, ecco, magari quelle in commercio, attenzione agli zuccheri aggiunti che sono presenti, perché fondamentalmente... Anche nelle tisane ci sono gli zuccheri? Nell'infuso no. Se facciamo dobbiamo fare l'infuso, attenzione, ok, giusto? allora se noi facciamo l'infuso non aggiungiamo zucchero, ok, in quel caso adesso va bene. fare la spesa diventa veramente un rompicapo, no? Cioè una volta si andava lì negli scaffali, si prendeva al volo le cose, adesso io non so, questo lo noto anche su me stessa, no? Spesso mi ritrovo a leggere sulle confezioni perché insomma essere più informati aiuta. Con la grande distribuzione si è persa anche la comunicazione diretta che c'era fra commerciante comunque e consumatore. Oggi è molto più vasto nei supermercati e spesso ci si perde in questi alimenti ultraprocessati che hanno più effetti negativi che positivi. È proprio così. Siamo addirittura d'arrivo in chiusura, però una domanda io me la sono riservata proprio per ultima, no? Perché insomma sono curiosa di sapere questa cosa qua. Allora, no, perché io da sempre ritornando a quando ero piccolina, la mia mamma mi portava tutti gli anni alle terme di Fiuggi a bere l'acqua, a fare... Ecco. Ma io mi chiedo, è veramente efficace? Quanto serve fare questa? E poi se va bene una volta all'anno oppure se insomma, dovrebbe essere, questo viaggetto dovrebbe essere fatto più di una volta all'anno. Ti rispondo subito. Sicuramente può avere effetti positivi nell'immediato, ma nel periodo restante dell'anno, se comunque seguiamo un'alimentazione scorretta, ci muoviamo poco oppure abbiamo uno stile di vita scorretto con un fumo o un eccesso di bevande alcoliche, tutto ciò sarà vano, è un'illusione momentanea. Uno stile di vita adeguato, quindi insomma con una dieta ben equilibrata, con il movimento, un po' di attività fisica, che si va alle terme una volta all'anno può anche aiutare. Assolutamente sì, può essere molto utile, può avere effetti positivi, soprattutto controllando i livelli di stress, perché lo stress può influire negativamente sia sull'aumento di peso che comunque sui livelli di infiammazione. Stress mentale e fisico. Sì. Purtroppo noi oggi siamo vittime di questo stress mentale e fisico. Va bene. Grazie dottor Daniele Basta, anche lei sono sicura che verrà disturbato nuovamente perché come io lo dico spesso, ma l'argomento nutrizione si interseca con tanti altri argomenti, quindi capiterà sicuramente di riaverlo qui in studio. Grazie a voi amici per averci seguito da casa, vi do appuntamento a venerdì prossimo, sempre in diretta dai nostri studi alle ore 15. Buon pomeriggio.